Va bene. Buonasera a tutti, per me è un piacere invitarvi alla presentazione di domani sera presso il Museo Etnografico di Oleggio, Fanchini, alle 9 di domenica. Presenterò il mio secondo volume, la Esapla dal Vangelo a Zucca, in dialetto piemontese, e questa volta ho messo una I in più. Prefazione di Lucilla Giagnoni, che non sarà presente per via di impegni improrogabili. Ci saranno però altri due lettori con me, e cioè il Nicola Bobbio, mio coscritto, aveva la nonna di Oleggio, e Camilla Bonocore, che è nata a Oleggio. Interventi musicali di Francesca Cogliandro e di Cristina Malgaroli, un soprano. Sarà un piacere avere tutti voi lì sul posto, oppure, se volete, cercheremo di fare la diretta su YouTube, sul mio canale Simone Frattini su YouTube. Adesso in dialetto Branzak, buonasera a tutti, è per me un piacere di invitarvi alla presentazione dal libro, al Vangelo, la Esapla dal Vangelo a Luca in dialetto piemontese, almeno sera a 9 ore al Museo d'Avlesce, Museo Etnografico Fanchini d'Avlesce. I subito la I in mezzo adesso a piemontese, la prefazione da Donna Lucilla Giagnoni, la Sarmialò, le di impegni improrogabili, direttore sarò al Nicola Bobbio, che aveva la nonna d'Avlesce, e Camilla Bonocore, che è la sua Avlesce. Interventi musicali, Francesca Cogliandro e Cristina Malgaroli. Iva Speccia, a sera a 9 o se no, anche la diretta YouTube, sul mio canale YouTube Simone Frattini. Tanti grazie e buonasera a tutti.